Io come ogni settimana all'artista che c'è faccio una piccola intervistina. Posso però fare una cosa? Sì. Io ho degli amici qua vicino a me, Rosanna, Gino e il maestro anche. Sono contenta di stare qua con voi. È un piacere averti qua. Veramente Valentina. contenta, onorata. E Vittorio, vabbè, il padrone di casa. Allora, ti faccio una piccola intervistina. Ho un po' di paura, però comunque, vai. Raccontaci un po' del tuo percorso artistico. Ho iniziato molto presto, diciamo, la verità figlia d'arte, perché come dicevamo prima, papà è un Grande batterista batterista. degli anni 60 che ha suonato con Patti Pravo, con Sergio Endrico, Nico Fidenco ed altri. E insomma lui ha fatto un bel percorso, un bello pieno, bello intenso. Il mitico Fulvio. Dopodiché poi, dopo circa una trentina d'anni, sono nata io. E come potevo non venire diversamente con un gene così forte? E ho iniziato a seguire papà, alla Villa Comunale, lo Chalet La Fontanina, a Piazza Vittoria. Qualcuno se lo può ricordare? Certo. Che faceva tutte le cover riarrangiate in chiave moderna col complesso, all'epoca si chiamava il complesso, e io sempre dietro, ascoltavo tutte le prove, sono passati per casa mia i musicisti, fior di musicisti, Adriano Pennino, Alfredo Venosa, tantissimi bravissimi arrangiatori. L'ultimo poi, non per bravura assolutamente, ma soltanto perché è stato lui che ha arrangiato il mio disco, Surrientesi tu si chiama il disco, ed è Massimo Volpe dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Con l'orchestra italiana che mi fecero questo regalo. Comunque vabbè, io da piccolina, seguendo papà, ho iniziato un pochettino a fare tante cose, un po' di televisione, sai, le feste private, incominciavo a sperimentare la mia voce più che altro, fino ad oggi. E poi ecco, poiché Renzo Arbore e l'orchestra italiana fecero il disco nella nostra sala, recording, successe che era un po' una mascotte. E allora cominciarono a dire, il primo disco che fai dobbiamo arrangiartelo noi, perché di buon auspicio. E così fu, così fu. Brava. Mi hanno portato fortuna, va? Come hai riconosciuto il tuo talento? Come l'ho riconosciuto? Questa qua te la posso dire perché è una cosa strana più che altro. Io sono una timida anche se non sembra, qualcuno potrebbe dire di no, però dentro lo sono proprio. Allora niente, mi mettevo per le scale, così simulavo un eco di un microfono e mi mettevo a cantare tutte le canzoni che papà provava e dicevo ma io ce la potrò fare perché sono timida, però tanto che ci vuole, non fa niente, mi farò sentire prima o poi un giorno. Ma se sapevo che qualcuno ascoltava dall'altra parte, non cantavo più. Non l'avresti mai fatto. Non cantavo più. Così poi un bel giorno andai da mio padre e disse, papà, guarda, io vorrei provare a cantare una canzone, tenevo 12 anni. E che canzone volevi cantare? Luna Caprese, di Peppino Di Capri. Sì, papà, fammi capire, ma e chi mai poteva immaginare una cosa del genere? Così iniziai a provare questa canzone, già tutta tremolante perché l'ansia, la cosa, e da quel giorno iniziai a cantare. Qual è stato il tuo momento più emozionante che hai vissuto? Questa è una bella domanda. Qual è stato il momento più emozionante? Ma ce ne sono stati tanti, qua mi metti in crisi. Valentina è tremendo, lui. Qua mi metti in crisi, perché in questo momento, sai quando tu... Lui sai è quando tremendo. tu... Non ce ne sono tanti. No, spiego, non ce ne sono tanti perché se no non è che tutti i giorni viviamo il momento emozionante. Però in questo momento, se metti di spunto dopo... guarda, sta ridendo. Allora, ma ti faccio un'altra domanda allora. Sì. Meglio un anno senza musica o uno senza amore? Sono tutte e due importanti però queste e uno cose, ne devi però scegliere. ti dico un'altra cosa, che senza la musica siamo più depressi e quindi l'amore non può essere alimentato. Invece è meglio... C'è qualcosa che le unisce. Sì, sai che cosa? Sì, perché sono due passioni forti, quindi la musica ci rende sempre giovani, gioiosi. Un anno senza amore si può fare. No, vabbè, se quello è giusto no, però dico... io non credo proprio. La musica, quando è parte della tua vita, tu sei gioioso e puoi affrontare l'amore. Se tu fossi un luogo, quali saresti?
Napoli, ma non è un caso, non l'abbandonerei mai, credimi, mai. Vorrei vivere sempre qua, sempre qua. Il dono di natura che vorresti avere? Oltre alla voce, Sì. essere un po' più alta. No, perché ho sempre detto una cosa, il Padre Eterno quando mi impastò, come quando sai, Rosy e l'altro, qualcuno lo distrasse in quel momento. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, fare un disco nuovo da cantautrice, perché scrivo Internazionale. canzoni. Certamente. Non avete ancora ascoltato una mia canzone, quindi ecco quello è il sogno. Il Ma si mio può proprio. avverare, non ti Sì. preoccupare, Valentina. Progetti Speriamo. futuri? Questo proprio, quest'ultimo che ho detto. Vabbè. Poi mi devi rispondere sempre a quella domanda. Sì. Mi rispondi dopo? Sì, ti rispondo dopo, fammi ricordare che domanda è. Qual è stato il momento più emozionante che hai vissuto? L'abbiamo detto? Sì, questa qua. È proprio quello che Sì. non ti ho risposto. Sì, questa qua. Mi rispondi Vabbè, dopo? dai, il mio primo disco però, il mio primo disco che ho fatto il mio primo concerto nella Marina Grande di Sorrento, Bello. dove sono stati i più grandi, era tutto più grande di me. E quello è stato un bel sogno, una bella cosa, una soddisfazione grande. Però sono ancora giovane, poi ce ne stanno ancora secondo me. Ce ne Chi lo stanno sa? ancora. Chi Devi lo salire sa? ancora. Chi lo sa? Valentina Marzocchella. Grazie.